Dammi sto libro, non è che dice dammi chi sto libro, questa è una parola, questa è una forma arcaica che non si usa più, ormai l'aggettivo dimostrativo è stu, e noi siamo in questo sulla linea di Camilleri che ha tolto definitivamente le aferesi in queste cose, e non siamo invece su questa strada per quanto riguarda questo discorso delle aferesi. Quindi è questa la nostra posizione. Ha risposto, penso, no, professore, non è per carità, per mancanza di rispetto, però se lei dice correggo, prima deve sentire quella che è la nostra versione. Perché siamo arrivati al na senza feresi? Perché siamo arrivati agli aggettivi possessivi senza feresi? Strano, scusate, perché io uso così a scuola, e poi siccome ho fatto 3 anni scuola all'università della terza età, Santa Maria, Collegio Santa Maria, ragazzi, scusate, muti, perché sennò vi finisse la sera all'avanti, ragazzi di 80 anni, e c'è una parola ingagliata, la scritta giusta, mentre nel libro della signora Lia è sbagliato, ci manca la feresi, amatini così. Allora aggiorniamoci. Posso parlare io una parola di questa feresi? Sta benedetta feresi. Mi dispiace, ma lei è pieno torto. Però le dico il perché. La feresi si adopera per la caduta o di una sillaba o di una vocale momentanea, cioè che la sillaba e la vocale sono ancora viventi. Se invece la sillaba o la vocale sono già morte, nessuno più dice una strada, ormai la U è considerata morta, quindi niente a fare. E chi l'ha considerato? Qua è stato un becchino, cavo se cavo, confondo un becchino, cavo se cavo. Che cosa? Sauca si messa pensata è morta. Ma come ammazzavo? Lei ammazzò lei, è morta, nessuno più la donna. Ma quando lui ha detto sapeva il latino che era isto. Scusatemi, devo ricordarvi all'ordine. Allora, siamo qui ad un convegno della lingua siciliana, ci preggiamo di fare cultura, quindi cortesemente abbassiamo i toni tutti, no, questo non è il dibattito, questa è confusione, abbassiamo i toni, si risponde uno per volta e senza litigare, altrimenti mi vedrò costretta a chiudere il dibattito. Riguardo alla feresi, anche in casa la N non dire più la feresi. O no? No, poi perché per quanto riguarda la pronunciazione semplice ancora non è caduto, non è morta come. Quindi ancora. Seguono questa stessa regola che si comprende facilmente, se è morta anzi addirittura sia l'articolo determinativo 1 che la preposizione semplice in. Perché quando si parla di lingua noi siamo poeti, purtroppo poeti rimatori, e quindi spesso con contrazioni, forme contratte, perifrasi che quando ne segue. Non dobbiamo prendere questa lingua, dobbiamo prendere la prosa. Nella prosa io non ho né necessità di contrarre né di aferesare, quindi nella prosa io scrivo la preposizione semplice, l'articolo determinativo 1 per intero, tranne, salvo per qualche espressione tipica che la richiede, però sia la U che la I nella preposizione semplice e nell'articolo determinativo 1 ancora non sono desuete, si usano, quindi vanno aferesate. Secondo noi, attenzione, tra parentesi, secondo no. Per quanto riguarda na, per rispondere anche al professore Messina, na, io ti dico dammi una sigaretta, perfetto. Quando mi vuoi, io dico dammi una, non è articolo determinativo femminile, è pronome. Quindi basta, l'articolo determinativo è na, e siccome è solo na, la U non esiste più. Quando c'è la U o è il numero cardinale, non pila. Uno è il pronome. Uno di socco. No. E il professore
Guardi, anche io sono insegnante, mi permetta. Guardi, è un numero cardinale, è l'oggettivo cardinale numerale. Siamo in una sede pubblica, istituzionale, non possiamo urlare in questo modo, vi prego. Sì, allora, anche il professore comunale vuole intervenire, silenzio in aula, silenzio un attimo per cortesia, facciamo un minuto di silenzio. Se mi dà la parola, io nell'esempio che ha fatto lei, professore Messina, quando ne mangiasti prima, ne mangiai uno. E in inglese diventa one, non ei. Me ne vendevi con le giva. Noi intanto siamo italiani, non siamo inglesi. Ma noi abbiamo preso parecchio dagli inglesi, dai francesi, dagli spagnoli, quindi dobbiamo sapere l'inglese, il francese e lo spagnolo. La lingua italiana è una. E nell'esempio che ha portato lei, l'uno, giustamente come diceva il nostro caro amico, è un pronome. No! Sì, è un pronome, perché io ho mangiato un pero o una pera. Allora, un vero, e la U si leva, però si segna. La vado a vedere la Divina Commedia, che non è morta. Posso prendere un intervento e poi? Scusate, innanzitutto, non è morta la Divina per favore, Commedia. professore, innanzitutto chiedo di abbassare il tono della voce perché crea una situazione di nervosismo deleterio. Conserviamo il rispetto reciproco, parliamo con un tono di voce tranquillo, a voce bassa e con le ragioni ognuno si porta l'acqua al proprio mulino, ragionando, non urlando, ok? E rispettiamoci reciprocamente. Noi non vogliamo portare acqua al nostro mulino, dico va, noi possiamo confrontarci, però di fronte a una cosa del genere, è sul microfono. Comunque, professore, mi dica una cosa, professore Messina. No, come si scriveva la parola storia, anche nella lingua italiana, come si scriveva una volta? Si scriveva storia, l'abbiamo vista più questa parola scritta con la feresi. E perché? Come mai? Perché gli italiani non sanno scrivere. E allora è la stessa cosa, parliamo di evoluzione. Come? Sì, voglio dire, ma la Divina Commedia è scritta. Ma la Divina Commedia? Vabbè, basta. Io a me allievi l'ho fatto sempre notare al liceo. Allora, scusate. Insegnare l'italiano. Allora, scusatemi, professore, io vi devo interrompere. Concludiamo gli interventi senza dibattere. Bene, facciamo una cosa, allora, diciamo la colpa è mia che ho fatto qualche esempio che magari dici no, non ti preoccupare, no, perfetto. Va bene, vediamo allora di fare esempi, visto che... No, l'esempio lo puoi fare, però parlo solamente del relatore e cortesemente senza interventi dalla platea. Qui un'altra spina nel fianco che abbiamo incontrato durante i nostri studi è la doppia dica comunale. Giù, cavaggio, beggio, caceggio, maetteggio. Bene, siamo diventati pazzi, proprio pazzi, nel vedere quante versioni sono state fatte per distinguere questo fonema. Perché è un fonema? Hanno fatto di tutto perché diventasse un grafema, ma è un fonema. Cavaglio. Perché però? Perché c'è una parola che noi chiamiamo magica, ortoepia, studio della pronuncia. Se noi sappiamo che cavaggio è cacuminale, ci viene in automatico, sia addunare, sono due D normali, ci viene in automatico. Ci siamo mai posti perché gazza, razza, notiamo qualche puntino, qualche linea, qualche H fra queste Z? Nel vocabolario Palazzi sì. Qua, a quale secolo risale? Segnate diversamente. A quale secolo risale? Vocabolario Palazzi. Ma oggi, attualmente, nella lingua italiana, questo... Tutti i vocabolari è segnata la S semplici e la S. E quindi sono segnati. Ma dove le troviamo scritte noi? E perché dove le troviamo? Il 99% non finisce sono più ignoranti. Allora siamo in Non hanno studiato la lingua, né l'italiano come si deve, non si può parlare. Scusi, non è siciliano, stava un brano siciliano prima di
Ma se per questo anch'io quando voglio imparare l'inglese purtroppo devo imparare l'inglese. Perché siamo qui? Mi vergogno. Mica noi dobbiamo scrivere, dobbiamo cercare. Professore, scusi. Allora, Imparare tutte le parole. Come non si possono imparare tutte le parole? Capardo è differenza di Addumare se Addumare capolinale. No, addumare pure combinale, però c'è un'altra cosa, per cui noi evitiamo di insegnare questo fonema. Perché nel palermitano, per esempio, il capolinale non c'è. A Palermo dicono cavallo, bieddo. Quindi questa capolinale secondo noi è nata solo ed esclusivamente per quel famoso avverbio di luogo che già, là e basta, perché in linea di massima non sempre, in linea di massima la doppia D capolinale sostituisce le due L in italiano, ma non sempre però, Le due L in italiano. non sempre, perché il, iddu, illa, idda, il loc, il la, eccetera eccetera. Però ci sono delle parole Il loco. che non provengono direttamente dal latino. Per esempio noi abbiamo bollire in italiano, in siciliano non è vuggere, è vuggere. Esatto. È vuggere, perché è un Probabilmente proviene dal francese. è un francesismo, un provenzale. Prego. Ma quando dici già da, Come? già da, oppure dici là, per dire già, che differenza c'è fra già questo e già da? Allora ci dice avverbio di luogo, aggettivo dimostrativo. Avverbio di luogo, aggettivo dimostrativo, come suggerisce. Là, l'avverbio di luogo in italiano là. Come lo distingue dall'articolo determinativo là? Con l'accento. La stessa cosa si fa nella lingua siciliana. Qual è il problema? Già, con l'accento, basta. Avverbio di luogo con l'accento, già aggettivo dimostrativo senza